Il sito internet della Regione del Veneto cambia targa. Cambia targa, non sarà più veneto.to ma bensì veneto.eu. Era un passaggio dovuto perché con l'evoluzione dei sistemi informatici che sono sempre più importanti per rendere note quelle che sono le bellezze e le caratteristiche della nostra regione, abbiamo deciso appunto di utilizzare questo dominio che è il veneto.eu. E anche gli operatori comunque potranno interfacciarsi con questo strumento. Sì, appunto, ammodernando e rivedendo un po' il nostro sito abbiamo deciso di aprire uno spazio dedicato agli operatori. Questo spazio avrà più funzioni. Prima di tutto dare delle informazioni mirate per gli operatori, quali sono le novità da un punto di vista normativo, quali sono le opportunità da un punto di vista finanziario, se ci sono agevolazioni, se ci sono anche opportunità per partecipare a attività di promozione che la Regione organizza. Il secondo aspetto è quello che attraverso questo spazio privato, spazio dedicato ai operatori, loro potranno inserire la propria struttura che andrà a costruire una mappa importante, un database molto importante dove il turista che entrerà nella parte pubblica potrà ricercare la struttura ricettivo anche di ristorazione più vicina alla località dove intende trascorrere delle vacanze. E una sezione importante è stata dedicata a Expo. E ovviamente Expo in questo periodo è un po' il punto di riferimento di ogni attività di promozione. Noi ci rivolgiamo a quei visitatori che intendono non andare a visitare il salone e basta, ma poter trascorrere qualche giorno di vacanza. E il Veneto, sappiamo anche da un punto di vista geografico, siamo molto vicini a Milano, da Venezia con 2 ore e mezza di treno si raggiunge Milano, da Padova, da Vicenza, da Verona con un tempo ancora inferiore, quindi è possibile per chiunque andare a visitare tranquillamente l'Expo e fare qualche giorno di vacanza nel Veneto. Quali sono le categorie che in modo particolare noi ci rivolgiamo? La categoria delle delegazioni istituzionali. Il Veneto in tanti anni ha legato buoni rapporti con tantissimi paesi, con tantissime località in giro per il mondo. Inviteremo loro ad approfittare dell'Expo per venirci a trovare. E poi le delegazioni di carattere economico. Tantissime imprese venete sono già abituate ad ospitare delegazioni di carattere economico e commerciale, quindi daremo loro la possibilità di chiamare i loro clienti esteri a visitare l'Expo, ma anche venire a visitare i loro sedi. Insomma, un sito sempre più vetrina, anche di servizio per gli operatori, non un sito commerciale. Certo, noi non vogliamo assolutamente fare attività commerciale, non è il nostro compito, non è il nostro ruolo, lo lasciamo fare chi lo fa per mestiere. E inoltre non dimentichiamo che attorno al sito istituzionale ci sono anche tutti quei social network che vengono utilizzati normalmente per far conoscere in maniera più approfondita e appropriata il territorio. Ecco, da dove è nata l'idea di rinnovarlo? Vi siete basati sui dati delle visite nelle pagine? Ma era da un po' di tempo che ci continuava a chiedere al Veneto ma perché il punto TO, perché il punto TO, ed era così anche motivo, un po' di curiosità da parte di tutti, la curiosità porta anche ad andare a visitare il sito. Però il punto TO era diventato ormai superata come curiosità, quindi abbiamo deciso di cambiare dominio, ma questo non significa che se un utente, un turista userà ancora il punto TO non troverà la pagina del nostro sito, anzi verrà ricondotto verso il veneto.eu. Ha parlato di fan, quindi potenziali clienti, ma come si può trasformare questi follower in clienti effettivi? Cosa avete in previsione? La qualità dell'informazione che diamo attraverso questo strumento, perché nel momento in cui il fan entra, va o attraverso Facebook, attraverso Twitter, attraverso altri strumenti ad creare curiosità nei confronti del Veneto, noi cercheremo di soddisfare questa curiosità. E le novità sono nei contenuti, ma anche andremo a promuovere queste novità, perché altrimenti corriamo il rischio di avere un buon prodotto ma conosciuto, ahimè, non a quello che vorremmo essere il mondo intero dei interessati al Veneto. Quindi nei prossimi mesi andremo a studiare dei strumenti per promuovere il sito. Mi pare importante proprio questo incrocio tra i dati di chi arriva nel Veneto e la possibilità di fare promozione. Voi saprete sempre quali sono i turisti che mancano. Sì, infatti si parla tanto che l'industria del turismo è un'industria vera e propria, infatti lo dimostra il fatturato, parliamo di 11 miliardi di euro ogni anno. Quindi dobbiamo dare all'imprenditore turistico gli stessi strumenti che ha un imprenditore nei altri settori.
ogni imprenditore in impresa si rispetti ogni giorno guarda come va il mercato del proprio prodotto, e questa raccolta di dati delle presenze permetterà agli operatori di capire se stanno arrivando i tedeschi, stanno arrivando gli austriaci, stanno arrivando i russi. In base a quello che arriva o non arriva rispetto alle previsioni si possono fare azioni di promozione mirata.